ne approfitto come gli altri candidati per parlare del mio territorio e riprendo un aneddoto di questa mattina, di una frase che mi ha detto una persona questa mattina. Mi ha detto, ovviamente che non sapeva che sarei venuto qui, e mi ha detto che le decisioni vanno prese con la testa e non troppo con il cuore, quindi bisogna fare attenzione quando si va a votare, perché innanzitutto è fondamentale andare a votare, ovviamente. Anche chi non va a votare io lo spingo a votare, perché se vogliamo cambiare qualcosa bisogna anche votare qualcuno di diverso per cambiare, innanzitutto. In secondo luogo, votare di pancia il solito partito non serve a niente, bisogna concentrare le preferenze, perché ovviamente votare, mettere la X sul partito non è sufficiente. È fondamentale mettere la preferenza e mettere il cognome del candidato, perché altrimenti, parlo sempre per il mio territorio ovviamente, per il Polesine, non avremo mai nessun rappresentante, e non è sufficiente averne uno solo, bisogna averne diversi e votare gli stessi partiti che ovviamente ci cavano poi dei rappresentanti dall'alto, che rappresentano solo alcune specifiche zone del territorio, non ci porterà mai a nessun risultato. Benissimo.